La resilienza, ci siamo svegliati per sentire la roba della resilienza. La conferenza è un appuntamento fisso, al di là del fatto che ci possano essere contenuti o meno. Hanno provato a punzecchiarlo come... Va, cominciamo. Do il benvenuto a Simone Felici e vi chiedo, siamo felici, siete felici di affrontare queste ultime 3 partite? Cerco di capirvi, no? Cerco di capire in generale, tastare come fa il Conte, tastare il polso del tifoso. Vi interessa di più De Bruyne o vi interessa pure questo campionato? Che è un campionato, non ne abbiamo vinti tanti. Cioè, insomma, secondo me la verità è che i napoletani, penso in generale i tifosi del Napoli abbiano bisogno di idoli, perché solo la maglia sì, ma fino a un certo punto, se non la riempi di idoli risulta difficile anche vincere, che non è mai stata l'unica cosa che conta per noi. Forse non è l'unica cosa, se portare forse interessa di più, ma andiamo avanti, perché noi dobbiamo pensare al genere, piaccia o no. Non è questa la io ormai lascio questa faccia qua, perché questa è dentro di sé, lui a ogni domanda probabilmente pensa questo. Ma si comincia con lo slogan di inizio stagione era "ma fatica, qual è la parola d'ordine?" Addirittura ne chiamata DAZN per fare questa domanda. Dobbiamo finire il lavoro, dobbiamo finire il lavoro perché non è finita. Andiamo avanti. Lei che vive la città, qua andiamo addirittura il Corriere. Lei che vive la città, i tifosi, quali sono le sensazioni del tifoso? E mentre fa questa domanda si rende conto, dice, ma che ci sto chiedendo le sensazioni? Quali sono le emozioni, ma anche le sue emozioni? Cioè, il tifoso sogna, dice Conte, come noi, però ho trovato dice responsabile, un tifoso più maturo, con maturità, e soprattutto mi dice grazie, il che significa che si rende conto e apprezza il lavoro fatto finora. Dopodiché arriva la domanda che forse è banale ma ci interessa di più: come stanno Lobotka, Neres, buongiorno? E Conte ci fa sapere più o meno quello che avevamo detto ieri, insomma le indiscrezioni che avevamo avuto ieri da Carlo Albino, e cioè Lobotka si è allenato in gruppo ieri, è tornato in gruppo. Vedete come poi è diverso, perché su Lobotka estende la cosa e dice si è allenato in gruppo, ha l'esperienza, ha quella maturità che a noi serve, insomma non vorrei farne a meno, però dobbiamo capire, abbiamo ancora un allenamento, dobbiamo capire, insomma, se stiamo lì nel dubbio, è capace secondo me che Conte lo butta dentro se ha il via libera dei dottori, perché lui lo dice proprio, dice non vorrei farne a meno di Lobotka, gli serve, gli dà proprio più sicurezza, più certezze. Idem Neres ci fa sapere che ha fatto il parziale ieri, che oggi si è allenato con il gruppo, e significa che, però lui dice ce lo portiamo in panchina, quello di Neres, che è una cosa per fargli assaporare anche l'atmosfera, che è importante per lui ma è importante per noi, perché è un giocatore che può fare la differenza. Buongiorno purtroppo è fermo, niente da fare, e lui ci aggiunge, anche se non gli è stato chiesto, che lo stesso Juan Jesus gli sta tirando la giacchetta, dice mister io sono pronto, mettimi, io ce la faccio, l'ho fatto, ho tornato, mentre sono i dottori che frenano un attimo e che dice no, non rischiare, eccetera eccetera. Quindi sotto questo punto di vista Conte apprezza che i giocatori vogliono esserci tutti e stanno cercando di bruciare le tappe per tornare in campo e partecipare alle ultime 3 finali. Poi Ugolini da Sky dice no, ma lei ci ha detto una bugia. Non voglio dire che ci ha detto una bugia, ma i tifosi non le chiedono solo questo, non le dicono solo grazie. Il resto è noia. Anco Califano. Il resto è noia. Tutto il resto è noia. Repubblica a seguire il Corriere della Sera. Sicuramente le chiedono anche se lei resta nell'incontro con De Laurentiis, sempre glielo volete punzecchiare e volete cercare un titolo così, ma questa volta Conte non vi dà proprio sfizio, non vi dà appigli e dice fidati di me, mi chiedono solo lo vinciamo o non lo vinciamo, mi chiedono dello scudetto, d'altra parte un pochino il polso, io ho il polso della community
E noi ce ne facciamo una ragione se Conte decide di andare via e così, non cadiamo dal pero e cerchiamo di guardare avanti. Adesso però abbiamo un'occasione di mettere il quarto scudetto in bacheca e penso che questa sia la priorità. Poi dopo viene il nuovo allenatore, poi dopo viene il mercato, onestamente. E qua Conte chiude dicendo: il resto è noia, tutto il resto è noia. No, non ho detto. L'andata è una partita a due facce. Conte dice: oh no, prima c'è la domanda importantissima che faccio, salto la domanda più importante, il giocare dopo, se dà pressione, eccetera eccetera, perché l'Inter gioca prima di noi. Conte comincia dicendo: sì, le prossime due almeno le facciamo insieme, giustamente, ma poi dice, stringe, dice cambia poco, perché noi dobbiamo fare il nostro e non dice che vincano o che immaginate, l'Inter vince, che deve fare il Napoli? Deve vincere per portarsi avanti, eccetera, eccetera. Immaginate l'Inter addirittura perde col Torino, che deve fare il Napoli? Deve vincere uguale per aumentare il distacco e stare più tranquilli, quindi non cambia niente in questo caso. E penso che sia qui che Conte dice: noi ci giochiamo la vita, quindi nessuno poi viene, depone le armi. E questa è una frase che vi ho detto io, che Conte ha lasciato il like e si è iscritto al canale, dice: nessuno, arriva il Genoa, ci lascia giocare, o il Parma o il Cagliari addirittura che ci lascia giocare. Non è così. L'andata a due facce, lui se l'è rivista e quindi sa bene cosa aspettarsi dal Genoa. E qua si allarga poi sempre sui secondi tempi, dice: anche col Genoa primo tempo buono, secondo tempo lei ha suonato il campanello dell'allarme. E suonatela questa campanella della benedizione. E qua Conte credo che lui anche in questo caso dice una cosa che, se siete vecchi della community, l'avete sentita più volte, no? Se te la rivedi la partita, a volte la percezione cambia. Cioè, io vi dico, il mio modo di dire è il patè d'animo, no? Quando spalmate il patè d'animo, non la Nutella, il patè d'animo perché state in tensione, che non volete prendere la siringa, non volete perdere la partita. Se te la rivedi, forse ti rendi conto, anche senza il patè d'animo, che più o meno la squadra si è comportata in un certo modo, era più un'ansia da tifoso. E poi Conte ribadisce: se invece poi vedete veramente quella sofferenza, è un po' il percorso di crescita di una squadra che alla fine non era partita per essere la favorita del campionato, e siamo stati, quanto siamo arrivati? A 18 giornate, primi in classifica, quindi ribadisce tutto questo. E ti diventa bella anche quella sofferenza là, soprattutto se poi la paragoni alla sofferenza dell'anno scorso, noi ce la siamo dimenticata, la sofferenza di un campionato anonimo, scendevamo sempre di più, cambiavamo allenatori, facciamo, no, scendiamo sempre di più. Peggio di così non può andare, e andava sempre peggio, così fa bene Conte a ricordarcelo, secondo me. Come si evita il braccetto del ternista, il braccino, insomma, non so chi giornalista riprende le parole di Fabio Versatile e parla di match point, che il Napoli ha la pallina per il match point. Come si evita così? Come si evita? Dice Conte: io vi avevo dato pure la cosa delle 10 finali, poi sono diventate 7 finali, 5, ora sono 3, quando non sono mai state 4 finali, non sono mai state 6 finali, sempre a numeri dispari. La risposta è la stessa: bisogna vincere col lavoro, ti metti a lavorare e devi cercare di vincere, perché poi le finali, mancano 3 finali, andiamo a fare queste 3 finali. Non vi dico quello che sto pensando, non ve lo dico, ve lo dico poi in caso che domani c'è la simulazione e saprei, iscrivetevi al canale. Si parla tanto di libri, io ho letto il suo, dice Manuel Parlato, testa, cuore e gambe. Vuole aggiungere qualcosa, magari un'altra parola a quello che serve in questo finale di stagione? E Conte ribadisce, dice: parte tutto dalla testa, perché è la testa che fa muovere tutto, poi il cuore è quello che ti fa sudare la maglia che piace ai tifosi, le gambe ovviamente devono essere allenate, e ci aggiungiamo la famosa resilienza, cioè il sopportare la fatica, trovare anche piacere nella fatica. Noi ogni tanto lo rileggiamo, il significato di resilienza. La resilienza è la capacità degli individui di far fronte allo stress e alle avversità uscendone rafforzati, di saper resistere e riorganizzare positivamente la propria vita e le proprie abitudini a seguito di un evento critico negativo. Poi l'elemento critico negativo non lo aspettiamo, eccetera, però il fatto di
godere anche dello stress. Quando arriva la fatica, Conte dice qualcuno molla appena arriva la fatica, invece no, è proprio là che devi spingere di più. Un insieme di quantità mentali e caratteriali, sia innate che acquisite, che consiste nella capacità psicologica. Ma fa gol. Dobbiamo fare gol perché gli 0-0 non giovano, dobbiamo fare gol, abbiamo le nostre piccole armi, quelle armi raspadori, abbiamo le grandi armi, quelle là McTominay, le armi Lukaku, e dobbiamo sfruttarle il più possibile. Magari potrebbe tornare a gol anche un Politano che segna pochissimo, o il famoso Di Lorenzo che si inserisce, che è un po' di tempo che non ci fa un regalino. Vediamo, lo sappiamo quello che sono le armi a nostra disposizione, nessuno ci stenderà il tappeto rosso, e niente, godiamoci queste emozioni, un po' di paura, un po' di friccicorio che ci porta a queste ultime partite. Le partite sono 3 e noi l'idea è di cambiare il 3 con il numero 4, e poi vediamo quello che succede da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Lasciate un like semplicemente perché ho sonno, la conferenza veramente è stata poca roba.